Ben ritrovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, per una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito in onda ogni martedì sera a partire dalle ore 21, con la replica il mercoledì dopo la mezzanotte. Se volete come al solito rivedere questa puntata basta visitare la pagina Facebook ufficiale di Penalty. È stata una settimana particolarmente intensa, siamo ancora in attesa di questo benedetto ritorno in campo del campionato di eccellenza. Altra data a questo punto che dobbiamo attendere, quella del 5 marzo. Da più parti si prospetta comunque un quasi certo ritorno in campo dell'altra fetta dei dilettanti, perché come tutti ben sanno la fetta più importante dei dilettanti è il campionato di Serie D. Si è giocato per quanto riguarda la sua ultima giornata del campionato di andata, vediamo il tabellino. ACR Messina batte Città di Sant'Agata 3-0, Dattilo batte Rotonda 1-0, Licata batte Castrovillari 2-1, a Paternò Gelbison batte Paternò 3-1, Santa Maria Cilento 3, Cittanovese 0, pareggio tra Rende e Marina di Ragusa, rinviata Roccella FC Messina. San Luca batte Aciriale 1-0, a Troina Biancavilla batte Troina 4-0. Alla luce di questi risultati guardiamo la classifica nella sua 17ª giornata, ultima giornata del girone d'andata, escludiamo chiaramente i recuperi. In testa troviamo ancora la CR Messina con 33 punti, a 28 l'FC Messina, 27 per la Gelbison, 26 punti la Ciriale, con 25 il Licata, 24 per San Luca e Santa Maria Cilento. Dattilo 22 punti, 21 punti per il Biancavilla, 18 per Rotonda e Paternò. Castrovillari, Cittanovese e Troina 16 punti, 14 per il Città di Sant'Agata, 13 punti per il Rende, 12 punti Marina di Ragusa, chiude la classifica il Roccella con 10 punti. Si giocheranno 4 partite per quanto riguarda i recuperi mercoledì, guardiamo il tabellino.
Su tutti sicuramente spicca l'incontro interno della Ciriale che affronterà l'FC Messina, Marina di Ragusa Castrovillari, Santa Maria Cilento Troina ed infine Biancavilla Rotonda. Chiaramente si ritornerà in campo tutti domenica 21 di febbraio, questi gli incontri: ACR Messina Cittanovese, Città di Sant'Agata Biancavilla, Dattilo Castrovillari, Licata Marina di Ragusa, Paternò Roccella, Santa Maria Cilento Gelbison, Rende Aciriale, San Luca FC Messina ed infine Troina Rotonda. Ed iniziamo subito con le immagini, lo facciamo con la vittoria importantissima del Dattilo che si allontana sempre di più dalla zona calda di questo girone I del campionato di Serie D. 1-0 la vittoria per la squadra di Chianetta contro il Rotonda. Cari amici appassionati di sport, il sottoscritto Vito Bono vi dà il più cordiale dei bentrovati. Siamo pronti a raccontarvi tutte le emozioni di questo match che siamo certi regalerà davvero tanto spettacolo. Da circa 9 minuti, vale a dire da quando più o meno è cominciata la partita, adesso Claudio Calafiore che va a scambiare con Terranova, lascia partire il sinistro che lambisce il palo. Era rimasto attonito a guardare Polizzi. Un istante perché c'è stato un fallo commesso ai danni di un giocatore del Dattilo che continua a premere sull'acceleratore. Buono il pallone che taglia tutta l'area di rigore. Manfred non è riuscito nella deviazione sotto porta. Proverà con il destro a cercare un compagno o comunque sia una deviazione vincente all'interno dell'area di rigore. Rotonda in 10 uomini all'interno dei propri 16 metri. Parte Calafiore, lo spiovente direttamente fra le braccia di Polizzi. È stato bravo, è stato attento l'estremo difensore. Classe 91, limite dell'area di rigore, finisce giù, è tutto regolare, si prosegue con Benivegna che ha la possibilità di tentare la conclusione. Polizzi smanaccia in calcio d'angolo, buona occasione per il Dattilo dalla lunga distanza. Benivegna, strattone di troppo. Allora Calafiore, pallone tagliato sul primo palo, allontanato da Diop. Benivegna ha la possibilità di riprovarci con il destro e il pallone finisce fuori di poco. Ha un bel tiro Benivegna, lo ha già dimostrato in queste due circostanze, tanto da strappare gli applausi. Michael Ferreira si porta avanti il pallone, ancora Ferreira, la possibilità di esplodere il destro, traversa per la formazione ospite. Al primo assolo Ferreira ha sfiorato il vantaggio. Il direttore di gara ancora non dà l'ok ai due giocatori per entrare in campo, lo dà solamente adesso su questa azione offensiva del Dattilo. Attenzione Bonfiglio, possibilità per Bonfiglio, la conclusione debole, centrale, ha fatto tutto bene meno che la conclusione. Indietreggia ancora il Dattilo verso Nigro, lui che fa partire la sciabolata verso Manfred con i pugni. Attenzione Terranova, possibilità per lui, il salvataggio praticamente sulla linea di Giordano. Dattilo vicino al vantaggio al 39esimo. Benivegna, il tocco in avanti per Terranova, la posizione è buona. Il numero 10 evita bene un avversario. Attenzione a Terranova, pallone sul sinistro, lo può esplodere ma non riesce ad imprimere la giusta forza. Arbitro porta il fischietto alla bocca. Duplice fischio, squadre dunque negli spogliatoi. Termina qui il primo tempo fra Dattilo e Rotonda. Buoni spunti da una parte e dall'altra con i due portieri impegnati poco ma comunque protagonisti in un paio di circostanze. La traversa di Ferreira ha fatto tremare il Dattilo a metà della prima frazione. Si ricomincia con gli stessi 22 da Bonfiglio che prova a divincolarsi dalla marcatura di due avversari, ne fa fuori addirittura 3, poi cede la sfera a Doda, possibilità per Doda di concludere dalla distanza, è costretto ad un colpo di reni improvviso Polizzi. Ha messo davvero paura al Dattilo. Attenzione allora a Ferreira che questa volta preferisce servire Valenti sul binario di sinistra, un dribbling, poi un rimpallo, possibilità per il Rotonda, pallone all'interno dell'area, il colpo di testa di Ferreira, fuori davvero di un soffio, brividi per la porta del Dattilo. Claudio Galfano va a prendere il posto di Doda parte lo spiovente, c'è il colpo di testa, attenzione Manfred con il pallone che taglia tutta l'area piccola e finisce davvero fuori di una manciata di centimetri. Sembrava fatta per il Dattilo. Bello il numero da parte di Bonfiglio che manda fuori giri un avversario. Allora Bonfiglio, possibilità per lui, palla sul destro, prova a farla esplodere, la palla che rimane all'interno dell'area di rigore, ancora Bonfiglio, poi cerca di innescare Terranova. La sciabolata in avanti per Pietro Terranova, la posizione regolare, il controllo di Terranova, evita bene il portiere avversario, poi c'è il gol! La rete del Dattilo al minuto 70, Pietro Terranova
riesce a mettere il suo nono sigillo in questo campionato. Nona rete stagionale per lui, gol del vantaggio per il Dattilo. Sull'asse, Pagliarulo Terranova, un assist al bacio. Fa partire il traversone. Arriva Benivegna che svirgola clamorosamente il pallone, possibilità per il Rotonda con la conclusione da parte di Valenti, che probabilmente non si aspettava questo regalo. Strada dove c'è la corrente Galfano, su di lui subito un avversario, Bonfiglio, chiude il triangolo con Galfano, limite dell'area, Galfano dialoga ancora con Bonfiglio, all'interno dei 16 metri, Bonfiglio mette il pallone dietro, c'è possibilità per Manfredi Di Giorgio, è un salvataggio davvero provvidenziale per il Rotonda. Siamo da 30 secondi oltre i 4 di recupero. Arriva adesso il triplice fischio. Dattilo che dopo il passo falso contro la Gelbison torna alla vittoria. Una vittoria di misura grazie alla rete giunta al minuto 70 che porta la firma di Pietro Terranova. 3 punti importantissimi per il Dattilo al cospetto di una Rotonda che ha provato a far quel che poteva da formazione ospite, insidiando in qualche circostanza la porta di Giappone. Finisce qui dunque 3 punti al Dattilo grazie alla rete di Pietro Terranova. Siamo praticamente ai saluti, tutto questo mentre il Rotonda guadagna la via degli spogliatoi a testa bassa ed il Dattilo invece si concede ai giusti festeggiamenti all'interno del rettangolo di gioco. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, un grazie particolare a Mario Carpinteri che ha curato la parte tecnica. Dal sottoscritto Vito Buono è tutto, appuntamento alla prossima, una buona serata. Anche il Licata, vincendo in casa, vola verso le zone più importanti di questo girone del campionato di Serie D. 3 punti che permettono alla squadra di Campanella di entrare ufficialmente nel gruppo playoff. Parte Catalano, direttamente in porta, sfiora la traversa. Bonanno, pallone basso che filtra, attenzione, arriva la rete del Castrovillari, errore marchiano della difesa del Licata, pallone che è filtrato, non ho visto, è stato forse Mileto a prendere il pallone di sinistro, a infilare Moschella. Hanno ciccato 2 giocatori del Licata e poi la palla è finita in gol al 32esimo minuto. Ielo, l'unico ammonito della gara, Capua. Altro pallone filtrante, buono per Bonanno, sale Ielo in sovrapposizione, lo vede Bonanno, entra in aria, attenzione Ielo, palo del Castrovillari con Ielo, 3 piedi, lascia l'incombenza a Catalano che tira in porta, palla ampiamente al lato e finisce qui il primo tempo dopo 1 minuto di recupero. Attenzione all'errore di De Caro che dà il via libera a Catalano, pallone in campo, il cross di Catalano per Cannavò che viene anticipato all'ultimo da 5 Grana. Cannavò riesce a tornare sulla sfera, le finte, Cannavò, pallone dietro, palla che arriva, gol! Benedetto Greco, il pari del Licata è il gol, il primo gol di un 2002 con la maglia dei giallo-blu, lo segna lui, il migliore in campo, Benedetto Greco, minuto 14 della ripresa, Licata 1, Castrovillari 1. Pallone buono per 3 piedi quello di Civilleri, il cross, Cannavò, sbaglia un gol praticamente fatto Antonio Cannavò. Mazzamuto per 3 piedi, buono il passaggio di prima per Cannavò che la gira anche questa volta verso la porta, ma palla altissima. Maltese contro Capua, va in mezzo, Cappello allarga a destra per 3 piedi, potrebbe crossare per Cannavò, solo in aria, però 3 piedi, va col mancino, arriva adesso il cross, attenzione, Frana, rigore, Frana, De Caro su Cannavò, e poi era arrivata anche la rete di Cappello, ma c'è il calcio di rigore. Affossato Cannavò. Palermo cerca di disturbare Cannavò, che prende la rincorsa. Antonio Cannavò, il Licata in vantaggio, Antonio Cannavò segna il gol del 2-1, cambia il risultato, Aldino Liotta al minuto 73, Licata 2, Castrovillari 1, Antonio Cannavò. Capua, il tiro passa sul tocco della barriera, l'arbitro dice che è tutto regolare. Pietrangeli, il cross, Moschella la tocca e c'è il corner, la smanacciata di Moschella. E c'è il fischietto in bocca, triplice fischio, game over, Aldino Liotta, è finita, il Licata batte e rimonta il Castrovillari dopo una gara veramente intensa. Castrovillari in vantaggio al primo tempo con De Caro, nella ripresa cambia tutto. Prima Benedetto Greco e poi Antonio Cannavò l'hanno portata sui binari giusti.
A fine partita abbiamo sentito le dichiarazioni dei due allenatori, da una parte il pensieroso Giovanni Campanella, allenatore del Licata, e dall'altra un arrabbiato Ivan Franceschini, allenatore del Castrovillari. Ma la cosa che più ci piace è sicuramente la gioia di Benedetto Greco, autore del gol vincente del Licata. Gliel'avevo detto anche prima della partita, bisogna velocizzare perché questa è una squadra giovane, come tutte le squadre giovani se si dà coraggio poi si va a fare le figure che stavamo facendo nel primo tempo. Purtroppo poi abbiamo preso il gol che abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un errore diciamo abbastanza grave per una squadra di calcio. Nel secondo tempo siamo entrati più convinti e determinati, anche se abbiamo cambiato il sistema di gioco, siamo passati al 4-3-3 e devo dire che abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo rimontato, abbiamo fatto il gol della vittoria e penso che alla fine il risultato ci sta tutto, perché nulla togliendo a Castrovillari, scuso l'azione del gol, poi non è che abbiano fatto grandi cose. Il Greco dall'anno scorso che con noi sta andando ora, sta giocando di più rispetto all'anno scorso e sinceramente le cose si stanno vedendo, è un ragazzo che si applica, un bravo giocatore, speriamo che continui così perché come tutti i ragazzi a volte si va un pochettino poi a scemare, speriamo che questo non succeda. Il campionato del Licata è abbastanza positivo, anche se abbiamo una partita da recuperare, è chiaro che andremo a giocare a Messina e ce la giocheremo tutta tranquillamente e poi vediamo, tiriamo le somme, il campionato, oggi finisce il campionato di andata, ora ne dovrebbe cominciare un altro che è quello dei recuperi, speriamo che si recuperano presto, si deve avere anche l'intelligenza di fermare il campionato, si fanno tutte le partite e poi si inizia, per non avere un girone di ritorno un po' strano, diciamo strano. È già la seconda volta purtroppo che venga Licata, l'anno scorso con la Cittanovese al 90esimo, un rigore al 90esimo fischiato per un fallo molto dubbio secondo me, ed oggi questo è inesistente, cioè, questa è una roba, ma neanche in terza categoria secondo me, se salti di testa, prendi la palla di testa come fai a essere rigore. Questo io non lo so, poi dopo magari devo vedere le immagini. Dalla panchina non mi sembrava, e ce n'era uno per noi, successivamente su una punizione che il giocatore ha preso con la palla con le mani. Dalla parte l'ha visto, da quella parte lì non l'ha mica visto. Quindi, come ho detto prima, le partite vengono decise da episodi. E gli episodi, se l'arbitro non ti dà una mano, può anche darsi che vengono decise da episodi che non sono neanche frutto dei tuoi errori a volte. E questo fa ancora più male, perché noi... Io, i ragazzi, ci alleniamo, facciamo dei sacrifici, facciamo 8 ore di pullman per venire qua, ci dovrebbe essere da parte di tutti quanti il rispetto anche delle parti e maggiore attenzione, quello, perché poi ci sta di sbagliare, però quando lo sbaglio è macroscopico, insomma alla fine ti fa un po' pensare. Tutto qua, perché dispiace, perché poi fa parte, io lavoro, faccio parte di una squadra in cui facciamo sacrifici, in cui il presidente fa dei sacrifici. Bisogna essere tutelati anche da parte delle staff arbitrali, perché non è la prima volta che ci succede quest'anno, no, 1, 2, 3, 4, alla fine noi poi i punti spesano, quindi è normale che sono molto arrabbiato sotto questo punto di vista. Poi come ha detto lei, secondo tempo potremmo fare meglio, però c'è anche l'altra squadra che ha cercato di mettercela tutta e è normale che cercavamo di vincere la partita, di pareggiare, di vincere, quindi hanno tenuto 3 punti più Civilleri che faceva il trequartista, è normale che erano sbilanciati, quindi dovevamo essere più bravi, però l'errore fa parte del gioco. Abbiamo un recupero da fare col Marine di Ragusa e metticelo la settimana prossima, non questa, cioè vedi che hai 3 trasferte, bisognerebbe essere anche un po' clementi e avere un po' di buonsenso secondo me, sotto questo punto di vista, anche perché non dipende nessuno, questi rinvii non dipendono da nessuno. Il Covid purtroppo ha colpito le squadre con cui dovevamo affrontare le partite precedentemente, poi non dipende neanche da noi e quindi almeno di essere un po' tutelati anche sotto questo punto di vista, perché poi il campionato, falsato o non falsato, insomma, poi non sta a me giudicarlo, anche voi lo vedete com'è. Quindi. È stata un'emozione oggi segnare questo gol così importante, il merito anche dei ragazzi che mi aiutano sempre, ogni giorno.
E niente, ora dobbiamo migliorare ancora la classifica per una salvezza abbastanza tranquilla. Sì, infatti c'è stato un primo tempo diciamo un po' sottotono da parte nostra, però il secondo tempo abbiamo preso le giuste misure e abbiamo contrastato bene il Castrovillari. Abbiamo iniziato abbastanza bene, poi abbiamo avuto un periodo un po' brutto, però da grande squadra ci stiamo pian piano rialzando e alla fine è questo quello che conta. Continua il momento positivo della CR Messina che batte in casa nel derby tutto messinese il Città di Sant'Agata. Ad aprire le marcature al 14° capitano Arcidiacono. Nella ripresa doppietta personale per il bomber Foggia. La prima rete al 14°, la seconda al 28°. C'è tanta determinazione in questa ennesima vittoria della squadra messinese, ma è pur vero che mister Novelli butta acqua sul fuoco perché il campionato è soltanto a metà del suo percorso. Ma io ho detto, ero contento già settimana nella prima parte e questa partita è stata continuità, però diciamo il sorriso nostro deve durare nel tempo, però oggi ci godiamo la vittoria e poi iniziamo ad analizzare gli aspetti positivi e anche degli aspetti negativi di alcune situazioni, però la squadra oggi mi è piaciuta sotto l'aspetto di distanze tra reparti, è stata più corta, più aggressiva, ha attaccato nei primi passi e quello che abbiamo fatto per tanto tempo e poi ultimamente siamo venuti un po' meno, però l'abbiamo ritrovato. Però bisogna dare continuità perché questa deve essere il nostro modo, la nostra idea di giocare nelle due fasi di gioco. Qualitativamente la prova era stata già molto superiore col Marina di Ragusa nella prima parte. Poi sappiamo che gli errori che abbiamo commesso e i ragazzi hanno interpretato adesso nei 95-96 minuti a disposizione con la stessa intensità, con la stessa mentalità e quello che dobbiamo fare. Hanno lavorato in un certo modo e sappiamo che sono punti di partenza perché come poi stacchiamo rivedremo quel secondo tempo. Però hanno dimostrato di avere maturità. Sono contento, sì, ovviamente all'inizio della stagione uno si augura sempre il meglio, però vedendo la squadra, vedendo diciamo, come giochiamo e diciamo, il mister come ci fa giocare, ero consapevole che potevo fare e che posso fare ancora tanti gol. È un ragazzo intelligente e soprattutto abbiamo bisogno che lui faccia quel lavoro là, anche perché facendo quel lavoro lui trae anche dei benefici, perché anche la squadra poi verso il basso lavora, i tre centrocampisti con i 4 difensori, con gli esterni che si abbassano, e c'è un lavoro e un sacrificio di squadra che deve essere la forza di una squadra, anche perché togliendo qualcuno è saltato preparazioni, gli altri abbiamo fatto in ritiro circa 50-60 km di corsa, vuol dire che ce l'abbiamo, se no è inutile farlo. Sì, oggi era importante diciamo, vincere, in qualsiasi modo è importante portare questi 3 punti a casa. Poi contentissimo per la doppietta, sono arrivato diciamo, alla doppia cifra il giorno di andata. Mi auguro di continuare su questa scia sia per il bene mio e soprattutto per il bene della squadra. Ti si è sbloccato anche Arcidiacono oggi il quinto gol? Sì, sono contento anche che Bicci perché comunque sta trovando anche lui continuità di gol e quindi ci può aiutare diciamo, ad arrivare all'obiettivo. Continua ad essere sicuramente in questo momento la squadra rivelazione di questa parte finale del girone d'andata del campionato di Serie D Girone I. Parliamo della Gelbison che sbanca Paternò. Si chiude con una sconfitta il girone d'andata del campionato di Serie D per il Paternò del tecnico Gaetano Catalano che al Falcone Borsellino cade contro il Gelbison. Ma andiamo subito alle immagini della partita. Partono bene i rossazzurri che già al terzo minuto hanno la prima occasione da gol con un bel diagonale di De Marco servito da Scapellato, ma D'Agostino respinge con i piedi. All'ottavo incursione di Santa Paola con palla deviata in corner, rimane in avanti la formazione rossazzurra ma è sugli sviluppi del calcio piazzato il portiere avversario smanaccia. Al 10° minuto Gelbison è pericolosa con un traversone verso Sparacello e parla in corner.
Dalla bandierina Gagliardi calcia in porta e palla che si insacca sul primo palo, regalando il vantaggio ai rossoblù. Il Paternò cerca la reazione al 17esimo, Scapellato, oggi il migliore in campo, tenta il tiro, salvato per un soffio da D'Agostino, con Di Stefano in agguato. Al 18esimo volata sulla fascia di De Foglio, che cerca Sparacello in mezzo all'area, ma Cavalli salva. Al 24esimo sfiora il colpaccio Calogero La Piana, con una girata che esce davvero fuori di poco. Al 32esimo la Gelbison raddoppia, con un tiro dalla distanza di Gagliardi che spiazza un po' la difesa rossazzurra. Al 35esimo Paternò in avanti con Gianmarco Di Stefano che tenta il tiro che viene parato dal portiere. Al 39esimo azione convulsa per la Gelbison con una palla che termina in corner con il solo vento a rendere il tutto un po' più complicato. Nel secondo tempo Catalano effettua il primo cambio, Savasta prende il posto di Mazzotti e nuovo assetto tattico per la squadra. Al 41esimo Majorano al centro per Calogero La Piana che prova l'acrobazia, ma il pallone va fuori di un poco. Spinge il Paternò che gioca con maggiore dinamicità. Al 55esimo ripartenza di Santa Paola con La Piana che serve Fabrizio Scapellato che tenta il tiro che va fuori di poco. Al 60esimo preziosa giocata di Majorano per Savasta, ma che anziché tirare in porta cerca il compagno vicino e l'azione sfuma. Al 66esimo un tiro di Di Stefano finisce sopra la traversa. Al 75esimo però è ancora la Gelbison a trovare la via del gol, ancora con Gagliardi che firma la tripletta personale. Non molla il Paternò che al 79esimo segna il gol della bandiera con Luca Savasta. A 2 minuti dalla fine Manuel Puglisi, palla al piede, serve La Piana che viene chiuso da 3 avversari prima di battere a rete. Dopo 5 minuti di recupero, l'arbitro decreta la fine della partita. Rossazzurri che domenica si ritroveranno nuovamente al Falcone Borsellino per la prima giornata di ritorno. Un 3-1 che non ammette discussioni, un 3-1 che premia senz'altro la squadra della Gelbison, mentre invece dall'altra parte il Paternò poteva e doveva fare di più. Sentiamo le dichiarazioni a fine partita. Dopo la sconfitta del mercoledì temevamo molto questa squadra, perché è una squadra che io l'ho vista giocare contro il Messina e contro la Cireale e sapevo le difficoltà che ci avrebbero creato. Diciamo che un pochino il vento ha falsato quello che sono stati i valori in mezzo al campo, però i miei l'hanno affrontata molto bene, interpretata bene, col piglio giusto e sono molto contento della vittoria. Un ulteriore salto in avanti, un'ulteriore prova di maturità per gli errori, nei confronti degli errori che avevamo fatto prima. E il vento, come ci ha avvantaggiato nel primo tempo, poteva svantaggiarci nel secondo, però ripeto, i ragazzi hanno dato grande prova di maturità e sono molto molto contento del girone d'andata che abbiamo fatto, e anche se manca una partita per noi, manca una partita con recupero Coroccella, però devo dire che i ragazzi hanno avuto una crescita molto molto importante. Parto da un presupposto che qualsiasi allenatore, se non ha la qualità dei calciatori in mezzo al campo, la loro qualità è imprescindibile. Noi facciamo il nostro lavoro, ogni allenatore ha le sue idee, dalle sue tracce, però la qualità dei giocatori è imprescindibile, quindi quello che fanno in mezzo al campo sono bravi loro. Quando il primo tempo vai sotto di 2 gol con il vento a sfavore e dopo ce l'hai a favore, però non riesci a recuperare, perché nel momento che vai in svantaggio vai un pochino in ansia, devi affrettare. E il secondo tempo è entrato Savasta che ci ha messo in difficoltà perché è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, e io ripeto, del Paternò avevo grandissimo timore perché l'ho visto giocare con Messina e Acireale, e secondo me sono quelle le partite in cui una squadra va vista. Il nostro presidente a inizio dell'anno aveva chiesto nel 10° anno di interregionale di fare un campionato importante, ha messo dentro giocatori importanti, e in questo momento la cosa che ci rende orgogliosi a me e la squadra è il fatto di avere la crescita insieme ai giocatori importanti che sono arrivati, una crescita importante, e finora aver fatto un ottimo girone d'andata che poteva essere meglio, ma poteva essere anche peggio, perché in partite come quella del Biancavilla l'abbiamo vinta al 90°, quindi però sappiamo che stiamo facendo un campionato importante perché guida una squadra importante in una società che sta programmando per attrezzarsi e consolidarsi in questa categoria. Credo che non è che noi abbiamo rischiato più di tanto con la Gelbison oggi, perché è una squadra, anche se è una squadra esperta, è una squadra che sta bene in campo,
Però dico, subire subito il gol lì sul calcio d'angolo, cioè, sinceramente non me l'aspettavo. Poi se c'è stato un errore, c'è stato il vento, questo poi lo rivedremo al video e quindi lo analizzeremo, però siamo partiti subito sotto, dopodiché ci siamo un po' innervositi, abbiamo concesso qualche occasione a loro e hanno fatto il secondo gol. Noi nella seconda parte della gara non siamo stati bravi a sfruttare, come hai detto tu, il vento che loro hanno sfruttato nella prima parte della gara. E da lì la partita è andata scemando, abbiamo subito il terzo gol, non siamo più riusciti a recuperarla. Noi abbiamo vissuto momenti un po' particolari, all'inizio col Covid siamo partiti con una squadra, a novembre mi sono ritrovato con un'altra squadra, dopodiché giocatori importanti in cui avevamo trovato un po' la quadratura, tipo Cozza, poi c'è stato l'infortunio di Maiorano, l'infortunio di Truglio, giocatori importanti fuori. Noi per tante settimane abbiamo dovuto sopperire a tante assenze, giocando a volte anche con 6, con 7 under, e quindi alcune volte siamo stati anche un po' fortunati, siamo riusciti anche a fare qualche risultato positivo, però poi alla lunga la qualità della squadra si vede e quindi noi abbiamo delle defezioni, abbiamo delle mancanze. Sicuramente abbiamo perso quel tempo giusto per inserire qualche giocatore che in questo momento ci serve, e ci siamo resi, penso si siano resi un po' conto un po' tutti che questo campionato è un campionato difficile, un campionato che ci vuole gente di qualità, gente di categoria, che magari in partite importanti come quelle di oggi ti possono dare una grossa mano. E quindi credo e spero che la società in questo momento si stia muovendo per far arrivare qualche elemento importante che ci possa dare una mano nella seconda parte della stagione. È anche vero che noi dobbiamo recuperare anche 2 partite e quindi vedremo un attimino come preparare tutto il giro del ritorno più che 2 partite, sperando che ci sia qualche innesta importante per il proseguo del campionato. C'è mancata secondo me l'esperienza, dico, a prescindere dal vento, a prescindere dalle situazioni che loro sono stati bravi a crearsi, perché hanno gente di qualità, gente importante. C'è mancata secondo me quell'esperienza che nei momenti di difficoltà, nei momenti cruciali della partita prendesse un po' questa squadra in mano e la portasse avanti. Noi abbiamo subito quel gol, abbiamo subito poi il secondo, loro la seconda parte della gara con tutta l'esperienza che hanno, perché hanno giocatori di qualità, giocatori esperti, hanno addormentato un po' la partita. Nelle ripartenze sono riusciti a fare il terzo gol e noi con diverse situazioni che ci siamo creati nella prima e nella seconda parte della gara non siamo riusciti a fare gol, sia perché ci siamo intestarditi un po', a volte la Piana, a volte qualche altro giocatore, magari si poteva calciare e non abbiamo sfruttato quell'occasione, perché secondo me durante l'arco della partita ora o qualità o meno qualità, anche se siamo una squadra giovane, le nostre opportunità ce le abbiamo avute e se faccio il conto secondo me ne abbiamo avuto anche più di loro, però noi forse manca quel pizzico di esperienza, quel pizzico di voglia in più, quella cattiveria in più per cercare di buttare la palla dentro. Abbiamo tirato pochissimi in porta e infatti nell'unica occasione che Savasta ha fatto un tiro in porta abbiamo segnato, quindi diciamo che i ragazzi per l'impegno non ho niente da dire, però forse siamo mancati un po' troppo di esperienza e quando naturalmente si incontra una squadra ben quadrata come il Jebison andiamo incontro a queste brutte figure. Stiamo valutando alcune cose, il nostro direttore Strainese sta optando per alcune soluzioni e penso proprio sì, li faremo. Stiamo cercando di valutare attentamente e trovare la soluzione giusta e per fare questo bisogna agire diciamo, con molta calma perché a questo punto non si può sbagliare più. Vittoria in prospettiva playoff per il Santa Maria Cilento, un secco 3-0 contro la Cittanovese. Guardiamo il servizio.
Sotto un cielo sereno ma un freddo a dir poco polare, la Polisportiva Santa Maria di mister Esposito, decimata dai tanti infortuni, vince 3-0 contro la Cittanovese e si porta a quota 24 punti in classifica. Vittoria meritata per la formazione cilentana al termine di 90 minuti di gioco, giocati molto bene contro la formazione calabrese che tornava in campo dopo oltre 20 giorni a causa del Covid. Gara equilibrata nei primi minuti di gioco con la formazione ospite che si difende bene e che aspetta il primo errore per colpire. La squadra cilentana di mister Esposito, in campo con 6 under dal primo minuto, ci prova soprattutto con la vivacità di Leo Tompte, esordio dal primo minuto per l'attaccante giallorosso, ma la retroguardia ospite riesce a fare buona guardia. L'equilibrio si sblocca al 22esimo quando la Polisportiva Santa Maria guadagna un calcio di punizione. Ad incaricarsi della battuta è Arcangelo Ragosta che disegna una traiettoria che supera la Cagnina, quarto sigillo stagionale per l'attaccante cilentano. I padroni di casa legittimano il vantaggio. Al 30esimo show da parte di Tompte, piattone all'interno dell'area di rigore e miracolo del portiere che da distanza ravvicinata devia in calcio d'angolo. Situazione davvero molto simile a un rigore in movimento. Poco dopo, al 33esimo, è sempre l'esterno di mister Esposito che da posizione defilata lascia partire un destro che accarezza il palo e termina fuori. Al 37esimo è ancora Tompte, l'attaccante classe 1999, ad essere pericoloso con un tiro dalla distanza respinto però dalla Cagnina. Cittanovese praticamente mai pericolosa, se non con l'unico acuto al 42esimo con Petrucci. La conclusione finisce in corner. Polisportiva che dunque va al riposo con il vantaggio di 1-0. La ripresa si apre ancora con la Polisportiva Santa Maria all'attacco. Al 6° minuto, cross dalla sinistra e deviazione in corner della difesa del Cittanova che rischia così anche un'autorete. Al 10° minuto però doppia palla gol per la squadra di mister Nocera. A colpire la traversa sono nell'ordine prima Silenzi e poi Crucitti, a Grieco praticamente battuto. Si salva la Polisportiva Santa Maria che però 4 minuti dopo, al 14esimo, è pericolosa ancora con Leo Tompte. La sua conclusione è parata dall'estremo difensore avversario. E il preludio al raddoppio che giunge al 15esimo a segnarlo è Conios, prima rete stagionale per l'esterno d'attacco greco. Si inserisce all'interno dell'area di rigore e mette un tiro cross molto teso per il 2-0. Polisportiva ancora in avanti, pericolosa con Tompte, ma nulla di fatto. Si salva la squadra di mister Nocera. Mentre i cilentani continuano a giocare in scioltezza, il Cittanova si fa vedere al 23esimo con una punizione di Crucitti, che non impensierisce però l'estremo difensore giallorosso. Al 27esimo la Polisportiva è ancora pericolosa con un calcio piazzato, ma la conclusione di Ragosta termina alta. Nel finale arriva anche il tris per la Polisportiva con una giocata fulminante di Fufue che crossa all'interno dell'area di rigore rasoterra e un difensore della Cittanovese devia ancora nella propria porta il pallone per il 3-0. Nel finale è pura accademia per la formazione giallorossa che forte del 3-0 non corre praticamente alcun rischio e porta a casa 3 punti preziosissimi in vista poi del recupero che si giocherà mercoledì sempre al Carrano contro il Troina. 3 punti fondamentali per la squadra di Esposito, 3 punti che valgono veramente tanto per questa classifica che adesso vede possibilmente la prospettiva playoff. Abbiamo sentito a fine partita il bomber Arcangelo Ragosta e anche il preparatore atletico del Santa Maria Cilento Armando Caponigro. Sapevamo delle difficoltà della gara. L'abbiamo approcciata bene, anche se oggi il vento non è che ci ha aiutato tanto a fare le nostre giocate che di solito siamo abituati a fare. Loro sì, venivano da un periodo che non hanno giocato, noi diversi infortuni,
Abbiamo giocato con Siandre, però tutto sommato abbiamo meritato questa vittoria e ci permette di lavorare con tranquillità questi 2 giorni, perché abbiamo subito la partita contro Torino mercoledì, che è molto molto impegnativa e difficile. Ma il mio gol è stato importante soprattutto per sbloccarla, perché il primo tempo giocavamo contro vento, quindi abbiamo fatto un po' fatica nelle geometrie di gioco. La palla non sapevi mai dove cadeva, dove poteva arrivare, quindi andando in vantaggio è stata una partita molto diversa. Poi il secondo tempo comunque abbiamo dominato e abbiamo portato questi 3 punti a casa. In buon umore per lavorare, perché comunque abbiamo già mercoledì una partita molto molto impegnativa. Un'ottima prestazione, abbiamo raccolto, diciamo, quello che avevamo seminato in settimana, perché veramente abbiamo fatto un'ottima settimana e abbiamo visto dei miglioramenti da parte di tutti i ragazzi, e questo ci faceva ben sperare prima della partita. Mi piace proprio sottolineare la prestazione di Solimani, di Leo, lo stesso Lambiase che ha sostituito Pastore, che per noi è un giocatore importante, e hanno fatto tutti e 3 bene, e penso che sia proprio questa l'anima, l'essenza di un gruppo, no? Quelli che giocano di meno, che farsi trovare pronti nel momento opportuno. Poi per quanto riguarda i ragazzi, se under dall'inizio, il mister cerca di portare avanti naturalmente la politica della società, quella di valorizzare i giovani, e quindi va bene così. L'importante è farsi trovare pronti e stare sempre tutti sul pezzo. E parliamo adesso della battuta d'arresto della squadra Cese. Purtroppo è andata male in terra calabra per la squadra di Pagana. 1-0 per il San Luca. Si gioca in terra calabrese il big match della 17ª giornata del campionato di Serie D. Il San Luca ospita la Cireale. La formazione di mister Cozza viene da 2 rinvii in 2 settimane. Nell'ultimo turno disputato, il 14° sconfitta in casa del Marina di Ragusa. Dall'altra parte c'è la Cireale di mister Pagana, vittoria scacciagrisi, quella contro la Polisportiva Santa Maria. Adesso 3 punti in pari, altrettanto pesanti. La classifica recita: a Cireale 26 punti in classifica e 14 gare disputate. Risponde il San Luca con 21 punti in 13 partite. All'11° prima chance di marca locale, scambi tra Vigolo e Bruzzaniti. Vigolo ci prova col mancino, impegna Mazzini in corner. Ancora San Luca pericoloso al 20° cross del solito Bruzzaniti. Il tentativo aereo di Salom finisce al lato. Al 24° risponde la Cireale con Rizzo al traversone, colpo di testa di Savanarola, scuffia e miracoloso riesce a dire di no. Spinge forte la formazione di mister Pagana in questo momento. Il cross dal corner, tentativo di Silvestri, colpo di testa, botta sicura di Nicolas Rizzo. L'argentino la mette sopra la traversa, risposta pronta del San Luca al 35°. Grande azione per vie centrali di Levegue, lo scambio con un attivissimo Vigolo. Levegue entra in area, in qualche modo Mazzini allontana il pericolo grazie a una carambola. Alti ritmi imposti anche dal San Luca, la girata di Salom, facile preda di Mazzini. Al minuto 41 però Alessio Levegue, ancora una magia, l'ennesima di questo campionato, scucchiaiata a servire il colpo di testa di Vigolo ed è il gol dell'1-0 del San Luca. Grande impatto nel campionato di Serie D per il giovane numero 8 che sblocca un match importantissimo per la formazione di mister Cozza. Termina il primo tempo, allora Dumice fischio 1-0 tra San Luca e da Cireale. Bella la partita che si riapre con questo tentativo da corner da parte della Cireale. Vorrebbe il calcio di rigore per questa deviazione di Carbone. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, che al 55° prende un abbaglio incredibile. Il fallo è di Carbone. Arriva invece il secondo giallo a Bruzzaniti, che incredulo vede l'espulsione. Il San Luca resta in 10 uomini per larga parte del secondo tempo, per ben 35 minuti. Deve difendere il vantaggio il San Luca fuori, infatti Salom
slalom dentro Nagore al 61esimo. La Cireale vuole subito il pari, il cross di Rizzo, la deviazione di Scuffia, ancora un tentativo di mettere il pallone in mezzo. Savanarola incredibilmente consegna la sfera a Scuffia, continua con i cambi invece mister Cozza, Marchionna per Vigolo, questa la scelta al 70esimo, al 74esimo cross di Savanarola, non arriva per questione di millimetri, ancora una volta Nicolas Rizzo sotto porta, al 76esimo la Cireale le prova tutte, il cross del neoentrato Caruso, il tentativo di Savanarola, in qualche modo Scuffia mette in angolo, prova da 10 in pagella per il portiere del San Luca, ancora a doversi difendere sul tentativo ravvicinato da parte di Caruso, incredibile, Tommaso Scuffia. Nel finale l'orefice per Carbone, Giorgi per Marchionna, ma non accade più nulla, il San Luca vince per 1-0, prestazione stoica della formazione di mister Cozza che grazie alla rete di Vigolo batte la Cireale. Un cordiale saluto allora e alla prossima. Altra ennesima occasione perduta per rimanere sulla scia della CR Messina. Adesso c'è un recupero importantissimo in casa mercoledì contro l'FC Messina. Sentiamo le dichiarazioni di mister Pagana al termine di questa sconfitta contro la squadra di Cozza. Guarda, c'è tanta amarezza e tanta rabbia perché purtroppo abbiamo perso. Se uno guarda la partita sembra surreale, però il calcio è questo, bisogna accettare la sconfitta. Loro in una delle pochissime occasioni che hanno avuto hanno fatto gol, invece noi non siamo stati bravi a buttare la palla dentro sulle decine di occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo bisogna accettare il risultato, il campo è questo, il calcio è questo, bisogna andare avanti, bisogna lavorare ancora di più, vuol dire che dobbiamo cercare di lavorare anche sulla precisione, sulle conclusioni, perché purtroppo se non la butti dentro poi nel calcio non ottieni punti e il risultato, quindi l'amarezza è tanta perché la squadra ha giocato alla grande, ha fatto una battaglia su un campo difficile, su un campo ostico, dal punto di vista del temperamento non si può dire niente, il secondo tempo abbiamo giocato pure benissimo a calcio, però purtroppo tra la bravura del portiere avversario e l'imprecisione nostra non siamo stati bravi a buttare la palla dentro e quindi c'è rammarico e c'è rabbia. È un Biancavilla che non ti aspetti, rullo compressore in casa del Troina. È finita 4-0 per la squadra di Pidatella. Giornata molto fredda al comunale di Gagliano Castelferrato, dove Troina e Biancavilla si affrontano nel match valido per la 17ª giornata, ultima di andata del girone I di Serie D. Due squadre che in classifica sono separate da 2 punti, il Troina è 12° con 16 ma ha 2 partite in meno, mentre il Biancavilla è 9° con 18 e deve recuperare 3 gare. Un match che si accende dopo 2 minuti con il Biancavilla subito pericoloso, con la conclusione di Guerriera che chiama agli straordinari il portiere Aiolfi. 7 minuti più tardi sono ancora i ragazzi allenati da Pidatella a provarci con il tentativo di testa di Ferrante che manda sul fondo la punizione di Ancione. Insistono i giallo-blu e al 19° c'è una buona iniziativa sulla destra con il pallone messo in mezzo per la corrente Aprile che calcia a colpo sicuro. Popolo si immola e respinge. Ci crede il Biancavilla che vorrebbe il vantaggio al 24°, l'angolo di Ancione e l'inserimento di testa da parte di Viglianisi che non crea comunque problemi al portiere Aiolfi. Sul rilancio dell'estremo di casa Figarotta innesca Di Grazia che conclude a rete, Genovese manda in angolo ma il gioco era fermo per posizione di offside. Al 28° si fa male Guerriera del Biancavilla e Pidatella manda in campo al suo posto Rabbeni. Il neoentrato si mette subito in mostra con questa bella iniziativa, il pallone poi allargato sulla destra per Coris che apre sulla fascia da dove parte questo traversone per il tentativo di testa ancora di Viglianisi che non crea problemi ad Aiolfi. Il Troina comunque prova a venire fuori dal guscio, la formazione di casa ci prova su calcio di punizione di Capitan Figarotta. Genovese in 2 tempi riesce a bloccare, ancora locali che tentano la fortuna. Al 45° la solita punizione messa in mezzo da Figarotta e col tacco Aperi manda sul fondo. Con le nostre immagini siamo già nella ripresa ed è ancora il Troina a provarci con il tentativo di testa di Aperi sull'assist di Ancione bloccato
bloccato dal portiere. Un minuto più tardi invece ottima occasione per il Biancavilla con questo affondo di Loiacono che mette in mezzo per Viglianisi, il numero 8 non riesce a trovare la stoccata vincente. Il portiere poi del Troina si fa trovare pronto anche un minuto dopo sulla punizione calciata da Ancione, ma al minuto 55 dagli sviluppi di un angolo a favore del Troina c'è una micidiale ripartenza del Biancavilla con Capitan Viglianisi che corre palla al piede, allarga il gioco sulla sinistra per Mazzeo che chiude l'1-2, Viglianisi che poi va in aria e serve la corrente Coris che col sinistro piazza il pallone alle spalle del portiere Aiolfi, facendo così Troina 0, Biancavilla 1, secondo gol consecutivo in maglia giallo-blu per Coris dopo quello realizzato domenica scorsa in casa contro il Rende. La rete incassata taglia decisamente le gambe al Troina che appena 120 secondi più tardi deve nuovamente capitolare quando Loiacono con un perfetto destro dal limite dell'area insacca il pallone nell'angolo più lontano dove Aiolfi non può arrivare e quindi il raddoppio del Biancavilla e la gioia incontenibile del classe 2001 al suo primo centro in campionato. Davvero bravo il numero 34 dal limite dell'area a freddare il portiere Aiolfi. Il Troina comunque non ci sta e cerca di rientrare subito in partita. Al 60esimo la squadra di Mascara avrebbe l'occasione per accorciare le distanze, ma il sinistro a botta sicura di Balisteri trova la respinta del difensore Ferrante. Un minuto più tardi invece il Biancavilla potrebbe andare sul 3-0, corra bene che si presenta solo da Aiolfi ma si fa ipnotizzare così. Il portiere rossoblu è superlativo 60 secondi più tardi quando con una super parata disinnesca la conclusione dalla lunghissima distanza di Mollica. Davvero bello l'intervento dell'estremo rosso-blu, ma al minuto 70 il Biancavilla trova l'episodio favorevole quando il signor Silvera di Valdorno concede il calcio di rigore per questo fallo di Mbaye su Coris dagli 11 metri. Lo stesso attaccante spiazza con freddezza il portiere Aiolfi, facendo così Troina 0, Biancavilla 3 e doppietta personale per il giocatore in maglia giallo-blu. Un minuto dopo addirittura il Troina rimane in 10 uomini per l'espulsione di Di Grazia, allontanato per eccessive proteste. Il Troina comunque non ci sta, ci prova il solito Figarotta sul calcio di punizione, ma il portiere genovese è bravo in due tempi e nel finale il Biancavilla prova ad arrotondare il punteggio. L'angolo di Mollica e la super parata di Aiolfi. La formazione giallo-blu comunque al 90esimo mette a segno la rete del poker quando Rabbeni ruba palla a Mbaye e scarica all'indietro per il neoentrato Randis che piazza il pallone nell'angolino alla destra del portiere Aiolfi, fissando il punteggio sul definitivo 4-0 per il Biancavilla. Per Randis invece è la terza rete con la maglia giallo-blu. Poi non succede più nulla, finisce dunque così. Il Biancavilla di fatto centra la sua seconda vittoria in esterna, settima complessiva in campionato, sale in classifica quota 21 punti, mentre il Troina conosce la sua seconda sconfitta casalinga, la settima del campionato, e rimane di fatto al 14esimo posto con 16. È un Troina che deve recuperare serenità e gioco, anche perché la squadra di Mascara è attesa mercoledì in una difficile partita di recupero contro il Santa Maria Cilento. Sentiamo adesso invece le interviste in casa Biancavilla dopo questa assonante vittoria fuori casa. È stata una vittoria importante in un campo complicato, difficile. Stati determinati, molto concentrati, sempre sul pezzo. Una buona vittoria. Oggi mi è piaciuta la mentalità, la voglia di non accontentarsi, di fare sempre una corsa in avanti e di fare sempre una corsa in più rispetto all'avversario. È stata la vittoria di tutti, anche di quelli che sono entrati nella giusta maniera, perché non era semplice. Dispiace per l'infortunio di Marco, però Luciano è entrato e ha fatto benissimo. Sì, è stata una gran bella vittoria, è stata una risposta positiva alla continuazione del lavoro di domenica scorsa. Se guardiamo il risultato sembra che sia andata tutto bene e felice, ma così non è stata, perché comunque loro sono una buona squadra, venivano anche loro da un momento anche bene,
ma noi siamo stati cattivi nei momenti giusti e lucidi subito a realizzare il gol. È stata una partita non semplicissima, ma siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto tutti quanti. Sono contentissimo che sono partito bene facendo questi gol, ma io dico sempre che i gol fanno bene se arriva il risultato finale per la squadra, perché se io sto facendo gol è grazie al lavoro che c'è dietro della mia squadra e dei miei compagni. Li devo ringraziare perché sono qui da un mese e mi stanno trattando alla grande. Spero di continuare a dargli soddisfazioni facendo qualche golletto. Il singolo ti può far vincere una partita, ma le stagioni importanti te lo fa il collettivo. Noi siamo un gruppo in questo momento importante, ci aiutiamo l'uno con l'altro, indipendentemente di chi fa gol, e credo che l'unione fa la forza, e devo dire grazie al Biancavilla. A Troina sapevamo che era una trasferta difficile, però abbiamo fatto bene. Subito abbiamo fatto 2 gol a inizio ripresa e lì abbiamo preso fiducia e abbiamo chiuso la partita 4-0. Ho dedicato il gol alla mia famiglia, veniamo da un periodo in cui ho avuto il Covid, sono guarito una settimana fa, quindi ho dedicato il gol alla mia famiglia che mi vedeva da casa e questo. Adesso ci aspetta però un'altra partita difficile in casa, il recupero con Roccella, e se non si gioca in una trasferta a Sant'Agata. Noi non molliamo e ci alleniamo sempre al massimo. È stata certamente una giornata particolarmente intensa, questa ultima del girone d'andata del campionato di Serie D. Sentiamo a tal proposito, anche come al solito, il punto di Giampaolo Montineri. Amici penalty, non so se dirvi buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buon inizio, buona settimana, ma lo sbambazzamento del vento di questi giorni è bestiale, anche il freddo, è carnevale ancora, quindi tra l'altro andiamo in onda proprio il martedì di carnevale, che più, ma che carnevale è stato? Niente maschere, poi coriandoli. I genitori hanno lavorato molto dal punto di vista diciamo della sensibilità, un po' di foto, qualche costumino l'ho visto, però giustamente insomma, ma lo sbambazzamento è stato pazzesco, come quello della Serie D. In questa domenica vento ovunque, un po' di freddo, risultati glaciali importanti da certi punti di vista, sorprendenti per alcuni, però la problematica adesso è: ma quando recuperiamo tutte queste partite? Perché formalmente si è chiuso il giorno di andata, formalmente, però poi vai a vedere, c'è qui davanti, no? E c'è il Roccella che deve recuperare 6 partite, il Cittanova 5, il Castrovillari 4 e poi Rotonda 4 e poi gli altri a finire. Soltanto 3 squadre sono a norma, o meglio sono la Cermessina che è in testa al campionato con 33 punti, poi il Città di Sant'Agata e di Orlando, 2 squadre comunque in lotta per i play-out, perché già siamo in questa zona minata a fine girone di andata. Ma come andremo a recuperare? E poi manca esattamente una settimana alla chiusura del calciomercato. Qualcuno direbbe finalmente, altri direbbero però dai, qualche altro giorno per trovare la soluzione. In effetti ciò che viene fuori da questa ultima domenica è che il calciomercato è inciso, ma c'è una cosa comune a tutti gli allenatori: non vogliono giocare il mercoledì. E allora quale sarebbe la soluzione? Quella anteposta all'inizio stagione? Ormai considerate che stiamo finendo il girone di andata a febbraio, siamo già lontani, no? Anni luce dalla tempistica. E allora l'idea, quella che serpeggia, okay, è quella di fermare il campionato per un mese per far sì che si possano recuperare le partite, perché così si riequilibria il tutto. Anche perché come fai? Qual è la logica giusta? Cioè, come farà il Roccella a fare 6 partite? Dove le recupera? La PlayStation la sera, perché poi i tempi stringono, mentre devi giocare la domenica, mentre si rinviano ancora partite. Quindi
penso che l'idea sarebbe proprio giusta, comprensibile, giustificativa, ma poi c'è il cavillo del calciomercato. Se per caso parte il calciomercato di proroga dell'eccellenza, perché deve ripartire questa categoria, lo sconquasso è maggiore, perché allungando di un mese il calciomercato c'è una cosa che viene fuori, che è comunque giusta, che il mercato sarebbe tra Serie D ed eccellenza. Serie D e Serie D no, quindi il mercato sarebbe per la categoria inferiore o viceversa. Ma se già molti sono andati via dall'eccellenza alle Serie D, che fanno? Ritornano. Quindi svuotano dall'altro lato. E qual è lo scompenso che può lasciare questo in un organico? Io domenica ero a Paternò. Catalano non ce l'ha fatta più su questa cosa. L'ho toccato nel nervo sciatico. Ho anticipato che era una domanda provocatoria, ma tangibile. Non si è fatto trattenere. Non si capisce niente. La dico in siciliano, ma pulita. Stop. Basta. Questo via vai non ci permette di allenare, ma soprattutto di conoscere. Poi il campo ti dà dei risultati e poi i rumors, i tifosi, subito a colpa all'allenatore, i dirigenti che storcono il naso, ma la realtà, ma cosa deve fare l'allenatore? Se il lunedì inizia, forse, il mercoledì deve giocare e non sa chi c'è, il giovedì dice, oh, che ho giocato, mi vado a vedere io la distinta per capire chi c'è e chi non c'è, e poi prova a preparare la partita della domenica, quando ancora c'è calciomercato. Quindi c'è sconquasso pazzesco. Il gioco bello è quello del colpo, non del gol, del colpo di mercato. E allora cosa succederà alle Serie D nel momento in cui si avvierà l'eccellenza e se questa cosa accadrà? Perché io pongo il se, perché già abbiamo fatto delle figure magre qualche giorno fa sui comunicati. E allora il se è obbligatorio. 10 partite in eccellenza, ma il giocatore cosa accetterebbe? Di rimanere in Serie D o aspetto commerciale, il baratto, l'acquisizione, la compravendita, sarà così? Cosa succede alle squadre di Serie D poi? Svuotamento totale. E allora queste partite che fine faranno? Qual è poi? Cosa succede? Per chi sarà bancomat, in un certo senso, il termine è questo. Perché? Si gioca di mercoledì e sarà un mercoledì intenso, perché diciamo che adesso il cappio e collo si stringe per gli obiettivi e c'è qualcuno che è in grande sofferenza e le partite da recuperare possono essere una culla maldestra, potrebbe essere anche una forma di arrembaggio come i pirati, perché vai a conquistare laddove poi qui ci tagliamo, conquistiamo il territorio, oppure sarà un danno perché non sai come farla una partita ogni 3 giorni, veramente hai difficoltà. Hai presente il flipper? Non so se ci giocate ancora, io ancora qualche flipper lo cerco. Quando tu sei carico quella pallina, devi raggiungere quel momento in cui si accende lo special oppure risaltare la cifra e gli dai quel colpo in più e poi è tilt, è la pallina che muore. È un dramma lì. Chi andrà a fare tilt? Cosa succederà? Siete propositivi per il fermo del periodo per recuperare, che coincide poi anche con questo cavillo passaggio delicato, un ingranaggio, accensione delle luci di eccellenza, proroga di calciomercato. Mamma mia, non voglio essere nella mente dei presidenti, perché questo è un gioco che tocca i presidenti. E come saranno i calciatori di atteggiamento? Vedranno la luna o al periscopio cercheranno il famoso torna conto. Un saluto dal Monti, Gianpaolo Montinelli, ciao Ettore, ciao amici di Gold TV, ci vediamo presto.
Grazie Giampaolo, come al solito la tua rubrica ritornerà martedì prossimo all'interno della nostra trasmissione Penalty. Penalty che vede di scena come al solito la presenza del pallone ufficiale della stagione 2021, il pallone offerto e presentato dall'azienda sponsor partner Freddoneve. Adesso ci fermiamo, tra poco rientreremo in studio e parleremo del possibile ritorno in campo del campionato di eccellenza. Plurimpresa eroga servizi per la gestione del capitale più importante, le persone. Ogni anno in tutta Italia oltre 1.500 aziende e 20.000 fra candidati e lavoratori si affidano alla nostra consulenza. Realizziamo progetti su misura in ambito di ricerca e selezione, formazione professionale ed universitaria, tirocini, somministrazione di lavoro, privacy, welfare, certificazione linguistica ed informatiche. Affidati ai professionisti della consulenza su misura. Plurimpresa, sempre al lavoro, per il vostro lavoro.
Rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in onda come al solito il martedì sera alle 21 su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Siamo anche in replica, e questo già lo sapete da molto tempo, il mercoledì dopo la mezzanotte, e se per caso volete rivedere questa puntata basta visitare la pagina ufficiale su Facebook di Penalty. Seconda parte della nostra trasmissione che vede di scena in un certo senso l'eccellenza, non un'eccellenza giocata, ma in questo momento un'eccellenza parlata. Sentiamo questo editoriale. Il tempo corre, ma il calcio dilettantistico continua a restare fermo e sarà così almeno fino ai primi di marzo, cioè finché resterà in vigore l'attuale DPCM. Ma intanto la speranza di rivedere in campo l'eccellenza cresce. In attesa dell'ufficialità possiamo sbilanciarci e dire che molto probabilmente l'eccellenza tornerà in campo perché campionato di interesse nazionale. La proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti dovrà avere l'ok di FIGC e CONI, ma la sensazione è che arriverà il via libera. Come si ripartirà? 2 sono le proposte: completare il girone d'andata con tutte le squadre, oppure, ipotesi più probabile, far giocare solo quelle società che manifesteranno un interesse in tal senso. Si formerebbero così dei mini campionati con gare d'andata e di ritorno e il blocco delle retrocessioni, sia per chi tornerà a giocare, sia per quei club che invece decideranno di chiudere qui la stagione sportiva. Ci dovranno essere cambiamenti e concessioni nei nuovi protocolli e poi bisognerà dare priorità al calcio giovanile. È bene ricordare che ad oggi nessun campionato è stato ufficialmente annullato, nemmeno quelli dalla promozione in giù. Se il format dei mini campionati dovesse funzionare in eccellenza, allora si potrebbe pensare di replicarlo per tutti. Attendiamo a questo punto il 5 marzo, da quella data in poi potrebbero ritornare in campo i dilettanti, soprattutto il campionato di eccellenza. Campionato di eccellenza che è stato il focus all'interno della trasmissione di Raffaele Minichino in onda su Rete Oro Roma ogni domenica sera. Abbiamo avuto il piacere di essere ospiti e a tal proposito vi facciamo vedere e sentire il nostro intervento. E noi vogliamo aprire gli orizzonti, quindi parliamo un po' nelle ultime domeniche la disamina del Comitato Regionale Lazio, ma come sta andando nel resto d'Italia? Iniziamo questa volta, diamo la precedenza al sud, dove poi sappiamo il calcio dei dilettanti è seguito sempre con grande passione, quindi abbiamo in collegamento Skype il direttore Franco San Giovanni, direttore di Orizzonte Sport IT della Calabria, del comitato, quindi della regione Calabria, che vogliamo salutare con grande simpatia e affetto. Ciao Franco, buonasera. Buonasera Raffaele, buonasera a tutti voi che siete allo studio. È la tua trasmissione, il tuo sito è veramente seguitissimo, mi riportano soprattutto in Calabria, ma lo possiamo seguire anche noi da tutta Italia e nel mondo, possiamo dire. Sì, è un progetto che è nato 3 anni fa e siamo quasi alla soglia dei 4 milioni di visitatori. Voglio dire, complimenti. La soddisfazione. Tra l'altro ogni tanto c'è una collaborazione, almeno ti conosce molto bene il nostro amico Valerio Caprino, no? Sì, come no, Valerio Caprino è un ragazzo per bene, è uno di quelli che è il volto sano del calcio e mi rapporto veramente bene con Valerio. Bene, e salutiamo però dalla vicina Calabria, proprio l'estremità del nostro paese, la Sicilia, la calda Sicilia, non so oggi se c'è il caldo e il sole, a Ettore Tortorici, nostro amico l'anno scorso qui in studio, adesso lo vediamo in diretta proprio dalla redazione di Penalty. Quindi il direttore Ettore Tortorici. Ciao Buonasera Ettore. Raffaele. Ti vedo in grande forma anche a te, eh? Non ci possiamo lamentare, anche qui comunque devo dire che è stata una giornata molto fredda, ma non freddissima, diciamo sopportabile. Ettore, te naturalmente ti seguiamo oltre che su Facebook, sui social, anche attraverso Gold 78, che è visibile soprattutto anche in Sicilia e Calabria. Effettivamente è una televisione in HD che abbraccia tutto il territorio siciliano, buona parte della Calabria e anche buona parte della Basilicata.
E lanciamo chiaramente lo slogan che il calcio dilettantistico fa parte un po' degli sport minori, ma noi vorremmo che diventasse ancora più potente, anche se in questo momento certamente non è il momento giusto. Allora, Ettore, qui in studio già avrai visto, naturalmente ci sono tanti tuoi amici come Andrea Dirix, Riccardo Selvi, Giorgio Attodi. Un abbraccio a tutti voi. Ciao Ettore. Ci hai seguito, ci siamo stati veramente in ottima compagnia l'anno scorso, mai dire mai, chissà nel futuro. Io vorrei iniziare proprio dalla Calabria con Franco per parlarci invece, ecco, come viene analizzato, come viene seguito e le perplessità, se ci sono, oppure se è tutto pronto per la ripartenza in Calabria con l'eccellenza. Franco. Guarda Raffaele, partiamo col presupposto del così si dice, perché comunque le società non è che si sbottonino così a 360 gradi, però voglio fare delle premesse che credo siano fondamentali anche per andare poi a inquadrare quello che pensano le società. Ci si arriva tra quello che si legge, tra le dichiarazioni che un po' su questi media siamo abituati un po' a spulciare. Il 5 febbraio c'è questa riunione dei comitati. Sì. I presidenti danno mandato a Sibilia per una certa prassi. Il Comitato Calabria, rappresentato da Saverio Mirarchi, un ottimo presidente di comitato, conosciamo, sì. Terzo mandato, rieletto per il terzo mandato consecutivo, è tra quelli che è possibilista per la ripartenza. Chiaro che a Sibilia vengono date degli incarichi, non è Sibilia che decide, quindi non è l'LND che decide la ripartenza, ma chiaramente gli viene dato un mandato, cioè quello di equiparare l'eccellenza al campionato di Serie D, per cui di interesse nazionale. Faccio una cronostoria che voi già avete chiaro, già avete parlato anche prima, la faccio molto più veloce. Chiaramente poi equiparando la FIGC e il CONI che hanno la prerogativa di accettare questa istanza, per poi andare al governo e chiedere un contributo per le società, poiché devono affrontare un protocollo sanitario simile o uguale a quello di Serie D, e poi c'è il DPCM che scade domani, che vieta gli sport di contatto. Esatto. Diciamo che sono più tasselli, è un mosaico che va composto. Ora, al di là del comitato regionale, che comunque è propenso per la ripartenza, perché diciamola tutta, è anche un segnale positivo se si dovesse ripartire. Però nasce il punto di domanda di tante società. La Calabria ha un unico girone di eccellenza, inizialmente da 18 squadre, poi il Corigliano Calabro si ritira, ne restano 17. Tra queste 17 c'è il sì, c'è il no, ma c'è anche il ma. Il ma è dettato dalle condizioni. Quali? Beh, innanzitutto quelle economiche. Come si va a chiedere uno sponsor? Lo diceva bene poc'anzi il presidente dell'Ottavia Calcio, Andrea Braconi, vi sto seguendo dall'inizio. Come si può andare a chiedere una sponsorizzazione a un'attività, faccio l'esempio più banale possibile, a un ristorante, a un ristoratore? Come si può chiedere la sponsorizzazione dopo di 3 mesi di chiusura? Diciamo, ci può offrire una pizza, ma si esaurisce l'aiuto. Poi andiamo sulla parte proprio dei presidenti, delle società. Sappiamo che parlavamo di dilettanti e poc'anzi il collega siciliano mi diceva bene, e colgo e sposo la teoria, siamo dilettanti, speriamo di esserlo ancora più forti. Resta però che siamo dilettanti, per cui equipararsi a professionisti oggi come oggi non va bene. Nei dilettanti i soldi comunque non sono investimenti, sono quasi a fondo perduto, tranne per le attività che per le spese di rappresentanza ottengono fatture e scaricano le relative quote che versano alle società, che sono di un grande aiuto. Ma oggi come oggi, qual è l'attività che può rifondere i propri soldini dimenticando la casa, dimenticando magari i propri dipendenti? Ed è un grosso punto di domanda. Poi andiamo sui giocatori tecnici. Se il tecnico è garantito da un contratto, ma questo apro subito un inciso, il contratto in tema di ripartenza sarà valido se non si riparte come è regolato il contratto del tecnico, si blocca, si esaurisce il rapporto, cioè sono tanti punti di domanda.
Sulla parte dei giocatori, lo vogliamo equiparare alla Serie D? Bene, però equipariamolo in tutto, diamo dei contratti, fissiamo dei limiti, non li chiamiamo più rimborsi, sono stipendi. Caro Franco, apri veramente un panorama che ci lascia... Sono certo di farmi qualche nemico, però sostanzialmente Raffaele, ci sono, voglio chiamarli rimborsi, ma sono dei veri e propri stipendi che forse qualche serio professionista con 7 ore al giorno di lavoro, 6 su 7, non riesce a percepire. Ma al di là di questo, rendiamoli ufficiali, rendiamoli regolati per quello che può essere. La ripartenza per quanto riguarda le società, per quello che in Calabria, ripeto, trainato dal presidente Mirarchi del comitato, che comunque è sempre vicino alla società, pronto a recepire i messaggi, le istanze e poi a rapportarle o comunque a dare delle risposte, le società esprimono tanti punti di domanda, soprattutto legato alla questione dell'emergenza. Nelle ultime ore, se fino al 5 febbraio si poteva ipotizzare la partenza, nelle ultime ore stiamo ascoltando tutte le notizie che arrivano dalle Marche, dall'Abruzzo. Se l'eccellenza riparte, Infatti, deve ripartire in Sicilia dal collega, deve ripartire in Calabria, deve ripartire sul territorio nazionale. Non può dire una Lega che nelle Marche, nell'Abruzzo non si parte, in Calabria. Bravo. Credo che debba essere una decisione unanime, uniforme, da ripartire su tutto il territorio. C'è il discorso poi delle retrocessioni di Serie D. Ecco perché l'eccellenza è legata alla Serie D. Quello è il problema. Appunto, perché Raffaele, aiutami un attimo, faccio un ragionamento insieme con te, anche con gli ospiti magari se mi vogliono aiutare. Anche perché abbiamo la fortuna oggi di avere un agente sportivo CONI come Pepito Schirardi, che è molto interessata su questo argomento. Sì, certo. Allora, il campionato di eccellenza non riparte. Facciamo un'ipotesi, almeno dalle notizie. No, dovrebbe essere quella più attendibile poi. Io poco fa sentivo anche, ho letto insieme con te, ma l'avevo preso già Costanza prima con Walter Ricciardi, che è il consigliere del ministro della salute, ho preso degli appunti, che praticamente dovrebbe consigliare un lockdown totale per un mese su tutta l'Italia. Ed è una notizia che destabilizza l'orizzonte di ripartenza. Però mettiamo che riparta. Spero, perché noi del settore che comunque raccontiamo lo sport, per noi sarebbe ancora di più un aiuto per integrare i nostri prodotti. Dico bene? È vero. Allora, non c'è un'eccellenza, mettiamo l'eccellenza riparte. Oh, scusami Franco, vogliamo dire quante squadre è un unico girone quello in Calabria? È un unico girone, lo dicevo prima, 17 squadre. Infatti, ecco, sì, non sapevo, proprio non avevo capito. E invece perché noi addirittura nel Lazio ce ne sono 3 di girone, poi sentiremo anche nella Sicilia. Sì, però guarda, anche questo è un motivo di problema. Se nel Lazio una trasferta, io do dei numeri perché sono abituato ad essere abbastanza pragmatico. Sì. Se nel Lazio una trasferta costa 100 euro, in Calabria costa 300. Perché? Perché Castrovilleri, per esempio, che faccio un nome, o Sibari, che credo conosciate, che comunque rappresenta una parte del nord della Calabria, per raggiungere Reggio Calabria, dove ci sono 2 squadre, anzi 3 squadre, mettete che ci sono dei recuperi poi da fare. Vabbè, ma infatti danno per scontato che si gioca solo la domenica. Sì, ma poi mettiamoci tutte queste spese, è normale che poi si abbiano dei problemi. Tornando a quello che invece si diceva sulla ripartenza, si andrà a stabilire una società che viene promossa in Serie D e che comunque va a compromettere quello che poi è legato al tema della promozione, ma di campionato e non di... Per il momento non ne parliamo, Franco, perché altrimenti c'è troppa carne al fuoco. Però se nella Serie D, mettiamo che l'eccellenza venga bloccata, e se per la Serie D si stabilisce che non dovrebbe esserci nessuna retrocessione, altra ipotesi paventata in questi giorni da qualche autorità, diciamo, ma neanche d'autorità, da qualche portale più che altro. È chiaro che comunque viene un po' a ridimensionarsi anche il significato del campionato di Serie D. Se parliamo del 5 di febbraio, la decisione per riprendere gli allenamenti che erano inizialmente previsti per intorno al 15-16, siamo comunque lontani.
No, ma poi finché non c'è l'imprimatum della federazione che riconosce un po' tutto l'andamento e soprattutto le richieste demandate a Sibilia nel prossimo Consiglio federale dei rimborsi per i tamponi e per tutto, quindi mi sembra un po' fantascienza. Il format che poi si vuole impostare parlando solo di un campionato con un girone di andata, onestamente non so che valenza possa poi avere, perché va un po' a mortificare quelle squadre che sappiamo bene lottano per una salvezza e molte volte non la nemmeno raggiungono, e magari c'è una disparità di partite giocate tra casa e fuori casa. Certo. Franco, scusami, però non so se hai concluso un po' più o meno tutto quello che... grosso modo, sì. Ecco, poi eventualmente perché qui i tempi televisivi, lo sai, poi per fortuna in questa fascia abbiamo anche un po' di risultati e anche un po' di immagini di calcio giocato, magari, quindi lo vogliamo far vedere. Sentiamo un attimino, spostiamoci nella bella Sicilia, oltre che la bellissima Calabria, quindi andiamo in Sicilia con il nostro Ettore Tortorici. Lui sa i tempi soprattutto di questa trasmissione, vero? È vero. Per la prima volta a Franco abbiamo concesso anche per ospitalità un po' più tempo, però io volevo soffermarmi con te per dirci innanzitutto la realtà della Sicilia, dell'eccellenza, quanti gironi, quante squadre e quali sono le problematiche. Allora, la situazione per quanto riguarda l'eccellenza certamente non è ottimale rispetto alla Calabria. Sono ben 2 i gironi del campionato di eccellenza in Sicilia. Tra l'altro, all'interno di questi gironi esistono realtà impressionanti con squadre che hanno già assaporato il professionismo, quindi puoi immaginare il bacino anche di visibilità che ha il campionato di eccellenza. Però è un campionato di eccellenza sicuramente molto monco, perché non si ha completamente la minima idea di quando ripartirà. Adesso si aspetterà giorno 5, però è anche vero che un po' sondando gli umori all'interno dei gruppi dirigenziali, il grande timore riguarda soprattutto le spese che dovranno essere affrontate con i tamponi e poi soprattutto il fatto che molte squadre hanno perso buona parte del parco giocatori che si è un po' accasato soprattutto nel campionato di Serie D. Tra l'altro un campionato di Serie D che in Sicilia è seguitissimo perché anche in quell'occasione ci sono tantissime realtà di grandissimi centri. Pertanto alcuni giocatori potrebbero rientrare. C'è un fermo da oltre 2 mesi, quindi ci sono dei tempi tecnici e atletici per far sì che un po' il mantenimento atletico da parte di tutti i ragazzi possa essere ottimale per un ritorno in campo. E inoltre l'idea di fare un girone soltanto di andata, quindi riducendo le partite, lascia un po' a desiderare. Addirittura si parlava senza possibili retrocessioni. Ma mi sorge spontanea una domanda a questo punto. Le squadre che non hanno interesse, che impegno potranno mettere? L'abbiamo analizzato prima, un valore in campo. Qualcuno ha messo in dubbio, un presidente, Andrea Bragoni dell'Ottavia, ha detto, tra virgolette, anche in un'altra intervista, oltre a ribadirlo questa sera qui nei nostri studi, poc'anzi, ci potrebbe essere l'ipotesi di vendersi le partite dai calciatori o addirittura, perché tanto non c'è retrocessione. E quindi... ma soprattutto, Raffaele, la cosa più importante è molte società sicuramente si potranno permettere di rinunciare alle partite, quindi falsando comunque anche l'andamento globale di una classifica finale. Ettore, allora, abbiamo veramente con grande professionalità tutte e 2 le regioni, avete espresso, però ecco, a me emerge anche, Pepito, naturalmente andiamo nel Lazio anche con Andrea, Riccardo e Giorgio. Effettivamente qui bisogna anche rendersi conto che se c'è una modifica da fare riguarderà tutta Italia, quindi non è che si può fare che nel Lazio si fa in un modo, in quello si fa in un altro, è vero o no? Io l'ho detto 20 giorni fa che non si può, ma sì, insieme alla sede, con dirigenti e operatori, non si può riprendere, perché non è un caso che le famose varianti, ritorniamo con le zone arancioni, ma poi con la variante inglese che purtroppo prende piede, bloccheranno alcune regioni, sperando non il Lazio almeno per una questione. Però ci sarà che molte regioni non potranno riprendere, perché qui non è il discorso dell'interesse nazionale dell'eccellenza, poi ci sono i comitati tecnici scientifici, ci sono le autorità che sovrintendono, ragazzi, ma c'è sempre una pandemia. Cioè, tu rappresenti io faccio un esempio, non so se l'hai visto, tanti ragazzi bravissimo, che giocano. agli Australian Open il primo ministro ha rimesso lo stato di vittoria e il lockdown
ma c'erano 20 persone a vedere la partita, li hanno fatti uscire dallo stadio. Luna Rossa, che sta in Nuova Zelanda, hanno sospeso la Coppa America, non si fa la regata, la quinta regata, cioè, e qui stiamo a discutere l'eccellenza sì, l'eccellenza no. E poi permettimi di dire, nessuno si offenda, una giornata intera, non so, i comitati con l'LND per partorire cosa? Un comunicato in cui non si è deciso e si è detto addirittura blocchiamo le retrocessioni, in poche parole, addirittura se ti iscrivi e ti ritiri, in poche parole, non ti succede nulla. Che no, mandiamo in campo 2 o 3 squadre, a questo punto 5 li faccio pure io, perché insomma sì, a livello è una cosa, e io dico, paese. ma ti dirò di bravissimo, perché poi i comitati sono stati tutti appena rieletti, diciamoci la verità, non ci hanno avuto il polso di signori, c'è la pandemia, è come la guerra, meno grave, si chiude quest'anno, no, c'è il discorso delle retrocessioni, benissimo, blocchi le retrocessioni, prendi spunto la famosa riforma che si è chiesto, no? Prendiamo spunto e fa sta famosa riforma. E poi, signori, via, se non c'è giocare all'eccellenza, bloccheranno una serie io di... poi farò una domanda così preparano la risposta finisco. Prima di una in battuta. Sicilia, in Calabria, poi per non parlare di tutte le situazioni, cioè dei giocatori di eccellenza, chi è bloccato, chi no, chi va via, chi va su, chi va giù, perché qui in tutto questo marasma, le società sì, ma ci sono calciatori che vivono delle situazioni poverini, ma anche le società, non è una critica alle società che ne detengono i cartellini, diciamo, però ci sono giocatori che sono fermi, hanno mercato, hanno famiglia, ma non si possono muovere perché giustamente i presidenti stanno, se si riparte che faccio? Senza giocatori. Scusami Pepito, prima di dare un passaggio anche a tutti i 3 collaboratori qui della trasmissione, io faccio una domanda già un po' provocatoria, se vogliamo, ai colleghi Franco e Ettore, e poi mi danno la risposta anche loro. Qui io ho un mio pensiero, che si farà in tutti i modi, però l'anno scorso era più giustificabile la possibilità di riprendere i campionati perché eravamo a marzo, ma qui sono stati giocati al massimo 5 partite, chi l'ha giocate. Tante squadre dell'eccellenza e anche di altri campionati hanno iniziato con 2 e poi subito bloccati per il Covid, eccetera. C'è stata comunque una tassa di iscrizione pagata al Comitato Regionale Lazio e quindi, come presumo in tutta Italia, non è un motivo o una scusante per cercare in tutti i modi, perché si parla, nel Lazio almeno, tenendosi una bassa cifra, sono 300.000 euro tra tutte le categorie incassate dal Comitato Regionale Lazio e che eventualmente o dovrà essere restituito, come auspicano tanti presidenti, l'hanno detto anche nelle nostre trasmissioni, oppure dovranno abolire giustamente l'iscrizione per la prossima stagione. Allora noi concludiamo il giro e anche liberiamo i colleghi diciamo che ci hanno permesso anche oggi di allargare gli orizzonti con la loro partecipazione, ma è un impegno, magari ci risentiremo, vero Franco? Ci permetti di averti a disposizione magari un po' più in là, quindi con questa esperienza, no? Certo, con piacere. Volevo solo dire una cosa veloce, anche se è io volevo rivolgere un pensiero a un ex arbitro, Gianni Beschin, che venerdì pomeriggio è venuto meno a 67 anni per un malore. Beschin abitava qua vicino, in provincia di Cosenza, esattamente a Rossano, si era trasferito. E vi posso assicurare, ci ho avuto ma veramente tanti contatti, e vi posso assicurare che va via una persona per bene, va via una persona umile, disponibile, e volevo giusto rendere partecipi voi e chi ci segue per un momento giusto di saluto. Ettore Tortorici dalla Sicilia. Allora, Eccomi dopo qua. questo passaggio c'è Ettore, eccolo qua, bravo. Ettore, allora ti rivediamo, quindi per chiudere anche te questo primo collegamento e poi ci rivediamo, perché io approfitto della tua presenza per dire che domenica prossima andremo al nord invece, altri comitati con altri colleghi, soprattutto anche responsabili dei comitati, per esempio dell'Emilia Romagna, del Veneto, che si sono dichiarati contrari alla ripartenza. Vorrei sentire il pensiero. Qui avremo forse possibilità di sentire proprio i presidenti regionali e soprattutto Carlo Tavecchio. Il ritorno di Carlo Tavecchio come presidente del Comitato regionale Lombardia, me l'ha detto, sarà presente con noi domenica prossima. Allora Ettore, con te...
Tra l'altro sottolineo, se me lo permetti Raffaele, Sì. il ritorno anche alla direzione del comitato provinciale, del comitato siciliano di Morgana, che mancava da 8 anni. Ah, bene, complimenti. Allora Ettore, prima di salutarci, ecco qualche novità da quando poi questo ulteriore contributo che abbiamo dato dallo studio, per le nostre conversazioni in generale? Qualche altro spunto che l'hai percepito? Sì, un altro spunto è che si parla di tamponi abbastanza facilmente, dimenticando che i tamponi hanno un costo. Qui in Sicilia si parla di una sponsorizzazione di un'azienda che è disposta a realizzare dei tamponi anche per il campionato di eccellenza al solo costo di 4 euro. Tenendo presente che bisogna farne almeno 2 in settimana, uno il giovedì ed uno a ridosso della partita, i costi insomma sarebbero considerevoli. Pertanto una squadra composta in media da 25 persone tra gruppo dirigenziale, allenatori e giocatori, insomma i prezzi diventerebbero ancora esorbitanti partita dopo partita, quindi anche su questa situazione probabilmente qualcuno dovrebbe fare un passo indietro. Grazie Ettore, allora è stato bello rivederci e Grazie naturalmente anche a me. ci rivedremo prossimamente. Tutti noi che ci occupiamo di calcio dilettantistico auspichiamo il ritorno in campo del campionato di eccellenza, così come ci auguriamo anche del ritorno in campo di tutti i settori giovanili e perché no anche del campionato di promozione. A tal proposito sentiamo le parole di Eugenio Lovito, allenatore del Città di Taormina che disputa il campionato di promozione. Prossima settimana, in attesa di conoscere il destino del campionato di promozione, dovremmo riprendere anche con gli allenamenti della prima squadra e c'è una novità, che alcuni ragazzi proprio della nostra formazione allievi 2005-2006 dovrebbero venire in pianta stabile con la prima squadra. Sì, come ripeto, come già sappiamo già da tempo, l'obiettivo della società è questo, valorizzare i ragazzi, valorizzare i giovani. Negli allievi si sta facendo un ottimo lavoro, nei giovani il mister Giorgiani sta facendo anche lui un ottimo lavoro e noi non vediamo l'ora sinceramente di valorizzarli. Dalla prossima settimana riprendiamo e penso 4 saranno già in pianta stabile in prima squadra, perché è giusto che si vanno a confrontare con ragazzi più grandi, più anche strutturati fisicamente, perché li riteniamo già, si può dire, anche pronti. A proposito proprio della prima squadra, li hai monitorati in queste settimane di fermo, in tanti hanno pubblicato anche sui social i loro allenamenti individuali, mordono il freno anche loro e non vedono l'ora che si possa sapere più che altro se si tornerà a giocare. Sì, guarda, ho la fortuna che i ragazzi mi stanno seguendo, si stanno allenando con tutte le difficoltà, perché non è facile per chi gioca a calcio, non è facile per questi ragazzi che vivono anche di calcio. Bisogna essere anche degli ottimi motivatori per far sì che i ragazzi anche si allenino, perché ripeto, non è semplice, a meno che non ce l'hai dentro proprio nel DNA, che tu a prescindere dal calcio ti alleni per i fatti tuoi. Non è semplice questo periodo per chi gioca a calcio, per chi vive di calcio. Con la consapevolezza che ci sono problemi ben più gravi del calcio, tanto di cappello e tanto rispetto a questi problemi, ma se c'è una possibilità, comunque sia, i ragazzi si stanno allenando benissimo e sono pronti, non vedono l'ora. L'altro giorno mi chiedevano: ma tu la tua squadra stai facendo allenare? I ragazzi sono anche allenati fin troppo, sono carichi e non vedono l'ora di entrare in campo e mangiarsi il campo, sono vogliosi. Tu sei sempre stato positivo, anzi più che positivo, ottimista, meglio dire così, in questo momento un po' particolare, non solo sulla ripresa del campionato ma in generale nella vita. Sei una persona molto, molto ottimista e sei ottimista anche su una ripresa della stagione.
Sì, io sono ottimista di carattere, ottimista su tutto. Io prendo il positivo anche dal negativo e cerco di apprezzare ciò che abbiamo e non ciò che non abbiamo. Molti si concentrano su quello che non hai, facendo l'errore di non apprezzare realmente quello che hai. Quindi io sono caratterialmente molto ottimista, sono sempre stato ottimista sul discorso dei campionati, sono convinto che la Lega Nazionale Dilettanti stanno facendo un po' di tutto per farci riprendere. Sì, diciamo che, ripeto, a me non mi va di lamentarmi. Io penso che siamo gli ultimi da poterci lamentare, che abbiamo la fortuna di poter correre, di poter respirare l'aria del campo, cosa che molti non possono fare, soprattutto in questo periodo. Quindi diciamo mi sembra anche un po' offensivo lamentarmi per come sono fatto io caratterialmente. Però sono sicuro che riprenderemo, sono sicuro che finalmente ritorneremo in campo a gioire, ad abbracciarci tutti insieme. Noi non ci siamo mai nascosti, il nostro obiettivo era il ritorno immediato di Taormina in eccellenza, ma in generale vogliamo tornare a giocare per giocarcela, per conquistarla sul campo, perché poi il campo è il giudice supremo. Magari in campo non avremmo centrato la promozione, centrato il nostro obiettivo, ma vogliamo giocarcela insieme a tutte le nostre avversarie. Sì, il nostro obiettivo è il salto in eccellenza, senza né se né ma né forse. Noi l'obiettivo è andare in eccellenza, valorizzare più quanti ragazzi possiamo, riuscire col tempo e col lavoro duro, perché senza lavoro duro e senza sacrificio non si ottengono i risultati, riuscire a creare una squadra di ragazzi che provengono interamente dal nostro settore giovanile, magari affiancati sempre con professionisti che possono dare l'esempio, che li possono invogliare, che gli possono dare consigli, come è successo anche negli scorsi allenamenti, che vedevo un esempio banale, il nostro Quintoni che dava i consigli a un centrocampista Lembo del 2005 su alcuni movimenti. Sono cose fondamentali che io osservo, io faccio finta di non guardare, ma osservo tutte cose, e quando è così a me piace molto sottolineare, come ho fatto io con Quintoni. Io ho fatto i complimenti, perché sono queste le cose che io voglio vedere. Il nostro obiettivo appunto è riuscire a creare quasi un'intera squadra di ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile. Con i dubbi e con la speranza che comunque tutta l'altra parte del calcio dilettantistico possa ritornare in campo, concludiamo la nostra puntata odierna di Penalty. Come al solito vi rimandiamo a martedì prossimo alle 21 oppure in replica mercoledì sera dopo la mezzanotte. Salutiamo la presenza del nostro sponsor partner Freddoneve e vi lasciamo con una sigla un po' diversa dal solito, la nuova canzone di Paolo Antonio. La canzone si intitola I pupazzi del calcetto. Testi e musica, come al solito, straordinari. Appuntamento a martedì prossimo. Ci spacchiamo di coca sulla porta del biliardino. Che senso ha la vita nel mese di agosto sotto il sole di provincia? Facciamo fuori la pensione della nonna in sigarette, gratta e vinci, e
e poi scappiamo senza le magliette in tre su un motorino. Chissà come si sentono i pupazzi del calcetto, trafitti da una stecca all'altezza del petto. Che senso ha una vita che non è una scelta ma è comunque una rinuncia? Tra questi aranci abbandonati e queste case senza la facciata c'è chi voleva fare l'astronauta e invece fa il postino. Chissà come si sentono i pupazzi del calcetto, se lo sanno di essere prigionieri o sognano lo scudetto, ma chissà come si sentono i pupazzi del calcetto, trafitti da una stecca all'altezza del petto. Spacchiamo di coca sulla porta del biliardino. Che senso hanno pomeriggi di rivincita che sanno di sconfitta? Ci rivedremo tra 10 anni con la gioia di una donna incinta, o ci faremo qualche mese dentro per un altro tiro. È normale che sparendo sempre di più le radio locali, diventando contenitori semplicemente di musica, io non so le radio nazionali dove andranno a pescare delle altre persone, perché se la logica, come sembra, purtroppo è quella di creare dei talent anche per la radio, non funziona spesso con la musica, funziona ancora meno con la radio, perché probabilmente in un talent musicale, anche se io credo sia sbagliato pescare gente in quel modo, perché andrebbe cercata tra i concerti, nelle sale prove, in altri modi, ma a pescare sui talent qualcuno semplicemente perché forse viene bene davanti alla telecamera, perché riesce a stare 10 secondi su una base con il counter del computer che scorre all'indietro, non è una buona idea. Quindi sparendo il divario, sparendo le squadre minori, prima o poi spariranno anche le squadre maggiori. È triste, ma è inevitabile se non c'è un'inversione di tendenza, perché anche dal web, purtroppo sul web non sta rinascendo la stessa passione che c'era nelle radio del passato, e quindi anche dal web, della radio web, non è facilissimo tirare fuori nuovi nomi.